È sicuramente un'occasione, un'opportunità di lavoro, di occupazione, dotiamo questo territorio di un'infrastruttura sportiva importante ed è un esempio di partenariato pubblico e privato che auspichiamo possa diventare un modello anche per altri stadi in Italia e per altre grandi opere. In Venezia Giulia ha molte imprese che si occupano di questo settore. Beh, qui è un esempio, abbiamo una grande cooperativa ma abbiamo anche tante imprese regionali che stanno lavorando nel cantiere, tutta la carpenteria metallica ad esempio è affidata ad un'impresa regionale, quindi è chiaro che qui c'è anche un volano di occupazione e di economia importante ed anche, ripeto, una grande opera alla quale prestiamo grande attenzione. Il mondo sportivo ha un ruolo importante anche nel sociale del Friuli Venezia Giulia. Beh, assolutamente, non ci dimentichiamo che abbiamo una grande squadra, l'Udinese, che ci rappresenta e che è un volano di promozione territoriale a tutti i livelli, anche all'estero, e che ci permette da una parte di far conoscere anche la nostra regione e naturalmente costituisce un esempio sportivo al quale guardiamo anche qui con attenzione, nel senso che riteniamo che possa essere davvero un volano di promozione.